Buongiorno a tutti, benvenute e benvenuti a Educhiamoci, Giornate per l'Educazione, il Festival per l'Educazione organizzato dal Comune di Vittorio Veneto, assessorato alle politiche scolastiche in collaborazione con IM Servizi. Ringraziamo anche tutte le istituzioni che hanno patrocinato questo evento, la Regione del Veneto, l'Ufficio Scolastico Regionale del Veneto, RAI Veneto, le Università di Verona, Parma e Milano Bicocca, l'Ordine degli Psicologi del Veneto, l'ULSS 2 Marca Trevigiana e la Conferenza dei Sindaci dell'ULSS 2. Un sentito ringraziamento va anche alle molte associazioni e realtà del territorio che hanno collaborato alla realizzazione di questa iniziativa e a tutti i media partner che da tutta Italia ci hanno aiutato a promuoverla. Siamo in diretta dalla scuola secondaria di primo grado Lorenzo da Ponte di Vittorio Veneto, stiamo trasmettendo in diretta web dalla pagina Facebook di Educhiamoci, il nostro festival, e dalla pagina YouTube del Comune di Vittorio Veneto. Salutiamo il pubblico che ci segue da tutta Italia, siete veramente numerosi, in questi giorni si stanno collegando molte persone che interagiscono con noi attraverso i commenti sui social, esprimendo i loro apprezzamenti per i nostri relatori e anche ponendo loro delle domande attraverso questi canali e un numero che poi vi comunicheremo. Vi invitiamo sempre a condividere le nostre dirette sui vostri canali e sui vostri profili e vi ringraziamo per il sostegno a questa iniziativa che vogliamo sia il più partecipata possibile. A proposito di partecipazione, la novità di quest'anno è che in tutte le dirette del mattino sono presenti qui in sala, in studio con noi, delle classi delle scuole di Vittorio Veneto. Oggi c'è la gradita presenza delle classi quarta A e quarta C del Liceo Marcantonio Flaminio di Vittorio Veneto del corso di Scienze Umane, accompagnati dai loro insegnanti. Facciamo un benvenuto ai ragazzi che sono qui con noi. Grazie, siamo veramente felici della loro presenza. In mezzo a loro c'è Consuelo che raccoglierà le loro impressioni, le loro domande e le eventuali richieste che potrete fare al nostro relatore di oggi. Il titolo del nostro festival di quest'anno è Che gioia, un titolo che è un tema che è stato scelto perché ci sta a cuore in educazione comprendere più a fondo possibile che cosa sia la gioia, come sia importante trovarla o ritrovarla dentro di noi e quali ripercussioni possa invece avere l'assenza di gioia lungo tutto il corso della nostra esistenza. In particolare, grazie ai vari professionisti che stanno intervenendo, stiamo cercando di capire ancora una volta sulla scia della passata edizione non solo come migliorare la qualità della nostra vita, ma anche come migliorare la qualità della vita delle bambine e dei bambini, delle ragazze e dei ragazzi ai quali ci proponiamo come educatori nei vari ruoli di genitori o insegnanti. Avrete certamente potuto vedere dal nostro sito che gli incontri sono molti, sono di alto livello, siamo veramente felici di avere in questo festival delle personalità molto importanti e preparate che stanno portando dei contributi meravigliosi. Trovate tutto il nostro programma sul sito www.educhiamocivittorioveneto.it e vi invitiamo quindi a rimanere connessi con noi e a seguire le nostre rubriche. Sono qui presenti oggi in studio con noi Michela Coan, coordinatrice didattica delle scuole Santa Giovanna d'Arco di Vittorio Veneto. Benvenuta. Buongiorno a tutti. Grazie per essere qui. E Stefania Chies, responsabile dei servizi alla persona del Comune di Vittorio Veneto, alla quale lasciamo subito la parola per un gradito saluto. Buongiorno. Io porgo a tutti voi qui presenti e a tutte le persone che ci seguono con collegamento da casa un saluto di benvenuto, di buona giornata e anche di buon lavoro.
Come è già stato detto, siamo alla seconda edizione di Educhiamoci, alla terza giornata. L'iniziativa sta andando molto bene. Dal nostro punto di vista, noi che abbiamo contribuito all'organizzazione di questo evento, siamo molto soddisfatti perché vediamo un grande riscontro sia da parte delle persone che seguono da casa, ma anche delle persone, dei ragazzi, degli studenti che sono qui in sala, che si sono susseguiti in questi giorni. Il tema della gioia è un tema di grandissima attualità perché stiamo vivendo un periodo storico dove di gioia ne sentiamo veramente poca. La gioia chiaramente che noi affrontiamo qui è una gioia più legata al tema educativo, al benessere educativo e alla capacità di trasmettere valori positivi ai ragazzi, ma anche e soprattutto di riconoscere in loro la positività che a loro volta sanno trasmettere agli educatori e a tutti noi in generale. Ecco, abbiamo bisogno di riscoprirci in questo messaggio di positività, di serenità anche nelle relazioni umane, nella anche capacità di saperci ascoltare reciprocamente. Quindi qualsiasi testimonianza ci arrivi attraverso i molti relatori e esperti che si susseguiranno in questi giorni e che già ci hanno preceduto, sono sicuramente occasioni preziose per arricchire il nostro bagaglio, le nostre competenze, ma anche per darci spunti, per migliorare le relazioni tra di noi. Quindi rinnovo assolutamente da parte dell'amministrazione comunale e anche degli uffici, dell'ufficio scuola in particolare, che ha coordinato assieme a IEM l'organizzazione di questo evento, i migliori auguri di buon ascolto e soprattutto di mantenere sempre viva e dentro di noi la gioia. Buona giornata. Grazie mille Stefania Chies. Ed ora passiamo al nostro incontro di questa mattina. Incontro che si intitola Il sentiero della gioia. Per parlare di questo tema abbiamo con noi in videocollegamento da Roma Thomas Torelli. Benvenuto Thomas, grazie di essere con noi. Grazie, buongiorno a tutti. Grazie, buongiorno. Una breve presentazione, chiaramente non esaustiva di tutto quello che hai fatto. Thomas Torelli è regista, autore e produttore indipendente, è creatore di documentari innovativi che hanno avuto un grande successo. Nel 2019 ha creato WAM TV, una web TV che trasmette solo notizie ed esperienze positive. Nel 2020 ha partecipato come relatore selezionato tra i 50 più influenti personaggi del mondo al TEDx coreano Countdown, iniziativa per sostenere soluzioni concrete alla crisi economica. Tiene seminari in tutta Italia e oggi abbiamo la fortuna di averlo con noi. Prima di passargli la parola vedremo il trailer di questo film documentario che ha realizzato. Quando abbiamo scoperto che esisteva questo film documentario dopo aver scelto il titolo del nostro festival non ci sembrava vero, veramente abbiamo considerato una grandissima fortuna e ci siamo precipitati a contattarti perché veramente è stato un modo meraviglioso di connetterci con il tuo lavoro e di scoprire quante altre persone siano connesse a questo tema che ci sta a cuore. Quindi ora manderemo il trailer per tutte le persone che ci seguono in diretta. I ragazzi che sono qui presenti con noi, i ragazzi del liceo Flaminio, sono arrivati di buon'ora questa mattina per vedere l'intero film in anteprima e quindi poi ti rivolgeranno delle domande e dei commenti proprio a caldo perché abbiamo appena finito di vederlo insieme. Grazie Thomas, a tra poco per il tuo intervento lanciamo il trailer del tuo film. Io ogni giorno cerco di costruire la pace, l'amore, la gioia, perché quello è quello che voglio avere. Se vuoi amore, devi essere amore. Nel 1996, a 17 anni, ho partecipato ai Giochi Olimpici di Atlanta. È stata un'esperienza indimenticabile, ogni tanto la vado a ripescare per avere gioia, per sentirmi felice. La persona felice è una persona sana, una persona che non è felice può andare incontro invece a delle malattie. I media sembrano così innocui, però in realtà hanno un potere enorme di direzionare le nostre energie e di farci fare delle scelte, un potere molto subdolo.
Spesso le persone pensano ad arrendersi perché non conoscono il loro reale potenziale interiore. Le più grandi culture di ogni tempo ci stanno dicendo che abbiamo un grosso potere, di poter avere un impatto sulla realtà che va ben oltre quello razionale, dove la nostra osservazione influenza ciò che vediamo. Se io ho uno stato di frequenza di infelicità, di scontentezza o di frustrazione e mi trovo accanto a qualcuno che invece esprime una frequenza maggiore, immediatamente ci troviamo meglio. La fortuna che mi ha rivoluzionato la vita, mi ha cambiato la vita, è stato il primo viaggio che ho fatto in Africa, perché quando sono tornato da quel viaggio, come per magia, dopo settimane ricordavo i volti dei bambini con cui avevo giocato, le attività che avevo fatto. Ho detto no, mi è ritornata la memoria, non ci credo, è stato un miracolo, ho fatto del bene e ho avuto questo miracolo. Torno a scuola e di nuovo dimenticavo le cose. La gioia proviene dall'essere presenti interiormente. Tu potresti essere gioioso senza una ragione. Ha a che fare con l'idea che da qualche parte, dietro le nuvole, il sole continua a splendere. La gioia letteralmente può cambiare il mondo. Quando sei in quello stato emani una frequenza che è elevatissima. Viaggerà nell'etere per un tempo, non dico illimitato, ma quasi illimitato. Tutte le mattine inizio dicendo sono viva, ci sono, e poi indosso il mio sorriso. Quando arrivavano i medici per la visita quotidiana mi trovavano con il sorriso e loro erano stupiti, tanto che mi hanno mandato dalla psicologa come se fosse una cosa strana che potessi affrontare quei momenti in maniera positiva. Ho sempre avuto voglia al mattino di svegliarmi e di gioire di quelle che erano le piccole cose. Un contributo veramente straordinario, questo lavoro di Thomas Torelli, a cui diamo subito la parola. Ricordiamo tutte le persone che sono collegate, che possono contribuire alla buona riuscita di questo incontro con i loro commenti o le loro domande al nostro relatore, scrivendo un messaggio WhatsApp al numero che vedete in sovraimpressione, 370 31 86 802. Ed ora finalmente la parola a Thomas Torelli. Grazie Thomas. Grazie a voi, sono molto felice di essere qui questa mattina, di parlare a una platea, soprattutto di ragazzi, e ad un evento che si chiama Educhiamoci e parla di gioia, quindi è veramente l'apoteosi per me della felicità, perché sono convinto, se no non avrei fatto un film su questo tema, che oggi l'unica salvezza su tutto ciò che stiamo vivendo è quello di trovare la chiave per cercare di essere felici nonostante tutto, perché tutto il mondo in qualche modo fa di tutto per cercare di farci stare nella paura, farci stare nella separazione, farci stare nell'odio, e questo crea il mondo che stiamo vedendo oggi. E per cambiarlo dobbiamo prima di tutto raccontare un mondo diverso. E quello che voi state facendo in questi giorni fa parte di questo. E secondo me è l'unico antidoto è l'unica soluzione per creare pace, per creare armonia nel mondo. Quindi grazie. Grazie a te Thomas. Dunque la nostra aspettativa oggi è di sentire da te come è nato questo progetto, come ti è venuta questa idea di intervistare, di conoscere queste persone, come le hai incontrate, perché l'hai chiamato il sentiero della gioia, per esempio, e come questo lavoro si lega alle altre esperienze che hai realizzato precedentemente. Allora, il titolo Il sentiero della gioia è nato dalla consapevolezza, mentre lavoravo sul film, che la gioia non può essere in qualche modo la nostra meta, cioè non deve essere qualcosa che sta fuori da noi. Per arrivare ad essere felice devi lavorare nella tua felicità costantemente e quindi il fine diventa il mezzo per ottenerla. Per fare questo bisogna comprendere tutta una serie di meccanismi che fanno parte dell'universo, di questa dimensione,
come la comprensione della dualità, cioè comprendere che aspettate che qui ok, scusate che mi sento il computer, ecco, comprendere che non esiste la perfezione assoluta, cioè molto spesso si dice beh, la vita è bella o brutta. La vita non è bella o brutta, la vita è quello che è. Bella o brutta è la nostra interpretazione rispetto a ciò che ci succede. I giapponesi hanno un modo bellissimo per cercare di raccontare questo, si chiama Fensuji, l'arte delle preziose cicatrici, cioè l'arte secondo cui nel momento in cui si rompe un vaso, questo vaso viene ricucito con una colla d'oro. Questa colla d'oro è il simbolo dell'unicità della cicatrice, è il simbolo che quella cicatrice è in qualche modo ciò che ha reso prezioso il tuo essere, perché la nostra dimensione, i nostri problemi sono in qualche modo ciò che ci rendono unici. Non esiste una vita senza problemi. Sì, io posso chiedo chi dei presenti non ha problemi, penso che nessuno alzi la mano, e quindi la comprensione è l'accettazione del problema e la trasformazione del problema in opportunità, ed è questo quello che in qualche modo abbiamo cercato di raccontare nel film. Nella prima versione del film, dopo 2 anni di lavoro, avevo fatto un progetto che era molto legato alla parte scientifica. Dopo magari vi racconto anche il perché. Solo che durante la realizzazione del film, nei primi 2 anni, ho capito che quel tipo di approccio non era sufficiente, perché secondo me era giunto in qualche modo il momento per l'Occidente, per il pubblico europeo, di affrontare questa tematica non soltanto dal punto di vista, scientifico e filosofico, ma serviva un passaggio in più. E il passaggio in più era il racconto di storie vere, cioè rappresentare attraverso la verità che la felicità non è legata a ciò che succede. La felicità è legata alla nostra interpretazione di ciò che succede. E questo, per raccontarlo, dovevo necessariamente avere bisogno di qualche storia vera. E così abbiamo fatto questo film, che è in qualche modo l'incrocio tra storie reali di persone che hanno trasformato una cosa difficilissima in un'opportunità, e la parte filosofica, scientifica, psicologica, che ci racconta tutta una serie di verità, di trucchi, di cose per comprendere la vita. Grazie Thomas. Una curiosità che ci è venuta guardando il tuo film è di chiedere a te quale potrebbe essere, a tuo avviso, in sintesi, un filo comune che lega tutte queste esperienze. Cioè, c'è qualcosa che noi ne possiamo trarre proprio come insegnamento per la vita di tutti i giorni? Ma sai, secondo me le 3 storie sono volutamente 3 storie, una diversa dall'altra, perché in qualche modo poteva colpire lo spettatore in maniera diversa. C'è una storia di Simona, che è una persona che nasce in un certo modo, Nicoletta, che invece affronta la difficoltà nel corso della sua vita, Andrea, che in realtà da molto giovane questa esperienza difficile, poi andando avanti col film ti rendi conto che l'esperienza difficile poi è stata più quella del papà che quella da adolescente. E credo che in questo modo 3 storie diverse, con 3 personaggi diversi, di approccio diverso anche alla narrazione, possano in qualche modo colpire e toccare le corde di varie persone in maniera diversa. E questo è il motivo per cui abbiamo messo 3 tipi di persone totalmente diverse tra loro. Posso dirvi che, riagganciandoci un po' al discorso di prima, la cosa che a me ha molto colpito è la storia di Simona, perché è l'esempio del condizionamento positivo. C'è una ragazza che nasce senza braccia e che vuole fare la ballerina e la pittrice. In qualsiasi mondo sarebbe stata derisa. Lei oggi fa invece
la ballerina, la pittrice e la scrittrice. Grazie al fatto che nessuno gli ha mai detto che era impossibile. E questo è un insegnamento molto bello che voglio condividere soprattutto con i ragazzi. Il limite è soltanto dentro di noi. I limiti sono soltanto dentro di noi. C'è una bellissima storia a proposito di questo. Siamo nel 1954, il 6 maggio, il giorno del mio compleanno, non il 54 ma il 6 maggio, in cui c'è una prova alle Olimpiadi, una prova che sono 10 anni che non è superata, che è la corsa di 1 miglio, sotto i 4 minuti. Erano 10 anni che nessuno lo superava, perché ormai la scienza aveva ufficializzato che era impossibile, fisicamente impossibile, e che se uno ci avesse provato in qualche modo sarebbero venuti crampi, scoppiati i muscoli, scoppiato il cuore, qualunque cosa. Quindi ormai gli sportivi avevano anche un po' paura di sfidare questo record. Bannister, uno scienziato, tra virgolette medico, anzi tra virgolette un medico, uno che studiava all'università, tra virgolette perché ancora non era medico ma stava studiando alla Yale, medicina, era invece convinto che l'unico modo per superare questo record era superarlo prima di tutto con la testa, non con il corpo. Arriva questo giorno, il 6 maggio del 54, fanno la gara e Bannister all'ultimo giro si impegna, racconta poi nel suo libro che si sentiva che stava scoppiando, però riesce a fare il record con 3 minuti e 59 secondi. Diventa campione del mondo. Ma cosa succede? Che lui dimostra che in qualche modo la scienza si era sbagliata, ma sbagliandosi aveva condizionato per 10 anni l'intero mondo sul fatto che era impossibile. Nel momento in cui qualcuno però l'aveva reso possibile, quel record, sapete quanto è durato? 41 giorni. Soltanto perché il mondo si era reso conto che quella cosa lì era diventata possibile. E diventando possibile è durato soltanto 41 giorni quel record. E di lì in poi è stato uno dei record più frequentemente battuti. Mentre prima, quando si diceva che era impossibile, per 10 anni nessuno l'ha mai fatto quel record. Capito che ciò che noi riteniamo in qualche modo essere vero diventa vero perché lo riteniamo dentro di noi, nel nostro pensiero, nel nostro convincimento. E quindi secondo me l'esempio di Simona in cui i genitori gli hanno detto vuoi fare quello? Bene, puoi farcela, anche senza braccia. E questo secondo me è un grande insegnamento. Comprendere che i nostri sogni, il nostro desiderio, per gli antichi greci, il segreto della felicità era l'eudaimonia, cioè il bene del nostro daimon, del nostro fuoco sacro, della nostra anima. Riconoscere ciò che ti rende felice e farlo. Quando mia figlia di 12 anni mi chiede papà, io voglio fare questo lavoro, che lavoro mi consigli di fare? Io rispondo sempre, non pensare in termini di lavoro, pensa in termini di ciò che ti appassiona. Poi magari trasformi quello in un lavoro, ma se tu fai quello in qualche modo riuscirai sempre a trovare te stessa, trovare il tuo cammino. Ecco, Simona, infatti in un momento del film dice, io sono nato con questa forma per comunicare, con questa forma, e lo faccio a modo mio, ma è riuscita a farlo. Perché? Perché nessuno gli ha mai dato limiti. E questo è quello che secondo me è un bel messaggio da condividere. È un bellissimo messaggio perché il nostro festival Educhiamoci si rivolge soprattutto agli educatori e spesso Simona nel film dice lo sguardo di mia madre, mi manca quello sguardo, è stato quello sguardo a darmi la forza. Il titolo del nostro festival dell'anno scorso era Io sono come tu mi guardi, cioè le parole in bocca a una bambina o un bambino che dicono all'educatore è il tuo sguardo che mi dà identità. E questo messaggio era veramente molto forte nel film.
E qui ti chiedo se vuoi di fare un gancio anche con il messaggio che noi possiamo dare agli educatori che ci ascoltano, perché questo festival è rivolto appunto a genitori, insegnanti, alle persone che si prendono cura delle bambine, dei bambini e dei ragazzi, e quindi come possiamo tradurre tutto quello che abbiamo visto nel documentario e che tu hai vissuto in un'esperienza con queste persone in messaggi costruttivi per gli educatori? Ma grazie per la responsabilità, Marco. Io che un educatore mi sembra una bella responsabilità. Posso solo dare un consiglio da regista anarchico barbuto. Quello che credo che sia veramente importante in questo momento è educare all'unione, educare all'amore, che può sembrare una frase a volte vuota, ma in realtà se andiamo in profondità di quello che comprende il termine amore diventa fondamentale. Educare all'unione. Io nel film Choose Love sono stato con... Il film Choose Love parla di perdono e ci sono delle storie di persone che hanno perdonato delle cose incredibili. Scarlett Lewis ha perso il figlio in una sparatoria dentro una scuola e il figlio prima, la mattina o forse il giorno prima, ha scritto nel frigo una frase: amore che cura e nutre. È stato un po' il suo epitaffio. È incredibile come un bambino di 6 anni scrive prima di lasciare il corpo una frase del genere nel frigo di casa. La madre, quando ha letto questa cosa, ha capito che la morte del figlio non doveva essere in qualche modo vana e ha trasformato tutta la sua tristezza in una missione, che era quella di condividere queste parole nelle scuole. Io l'ho accompagnata nelle scuole negli Stati Uniti, a nord di New York, e lei inizia queste conferenze facendo vedere la foto del figlio e dice: questo è mio figlio ed è morto durante questa sparatoria nella scuola. La seconda diapositiva è quella di Adam Lanza, che è il ragazzo che ha sparato al figlio. E gli educatori sanno meglio di me che tenere a bada una classe non sempre facile. Io ho fatto tante proiezioni nelle scuole e a volte sono un po' faticose. Bene, vi assicuro che alla seconda diapositiva tutta la classe, tutte le persone che erano lì sono rimasti in un silenzio palpabile. E lei, quando ha fatto della foto di questo ragazzo, ha detto: bene, voi vi aspettate che io adesso dica cose di rabbia nei confronti di questo ragazzo, ed è chiaro che io sono arrabbiato con lui, ho ucciso mio figlio, ma non sono qui per condividere la rabbia con voi, sono qui per farvi comprendere che questo ragazzo, se ha fatto quello che ha fatto, è perché in qualche modo non ha mai ricevuto amore. Era stato vittima di bullismo, era stato emarginato e i genitori non se ne occupavano in nessun modo. Aveva scritto su Facebook 2 giorni prima: ho una grande tristezza nel cuore che, se non riuscirò a colmare, trasformerò in proiettili. Questo commento non c'aveva, questo post su Facebook non aveva nessun commento, non aveva niente, nessuno si era accorto di lui, viveva nell'ombra. Bene, questo messaggio perché la madre lo condivideva? Perché cerca di far comprendere ai ragazzi che la realtà che si sta creando è frutto di ciò che noi facciamo nei confronti degli altri. Quindi nel momento in cui noi emarginiamo qualcuno, lo bullizziamo, lo trattiamo con superficialità, stiamo coltivando dentro di lui qualcosa che poi diventerà negativo. Faccio un altro esempio. Nel film Choose Love, sempre lo stesso film, c'è un'altra signora che si chiama Yolande Muekasana, una signora che ha perso tutta quanta la famiglia nella strage in Ruanda. Lei durante il processo ha detto che non voleva diventare in qualche modo accusa delle persone che hanno ucciso la sua famiglia, perché il Ruanda era stato in qualche modo vittima di una spirale di odio che lei voleva interrompere, perdonando
le persone che avevano commesso quel tragico omicidio. Però racconta un'altra cosa nel film che a me ha colpito moltissimo. Racconta che in realtà l'odio tra gli Hutu e i Tutsi non è stato casuale. Nella storia le due etnie non si sono mai odiate. L'odio è stato insegnato nelle scuole dagli anni 40 in poi. E chi gliel'ha insegnato? Gliel'hanno insegnato i coloni belgi. Perché? Perché dovevano governare il Ruanda e per farlo dovevano in qualche modo dividere le due etnie. Hanno cominciato a raccontare nelle scuole la differenza tra queste due etnie. Uno era nobile, l'altro era povero, uno era bello, l'altro era brutto, eccetera, eccetera. Negli anni 60 ci sono state le prime colluttazioni, le prime guerre, ed è morto il papà di Yolande. E poi nel 94 c'è stata quella che conosciamo, la più grande strage, probabilmente in termini di tempo. Sono morte 1 milione di persone in 100 giorni, nel silenzio assordante dell'Occidente. Non è la più grande strage del mondo, perché i Khmer Rossi forse hanno fatto peggio, ma sicuramente la più veloce. E come è nata questa strage? È nata semplicemente educando una giovane generazione, che ai tempi facevano le scuole elementari, negli anni 40, all'odio, alla separazione. Quindi, quello che oggi noi stiamo facendo, perché è importantissimo? Perché stiamo dando un contributo diverso, un contributo in cui cerchiamo di educare all'armonia, all'amore, all'unione. E soltanto così si creerà una società diversa. Soltanto così possiamo creare un mondo nuovo, attraverso appunto quello che viene detto amore incondizionato, ma insomma educando a questo, all'unione e non alla separazione. Qualcuno chiede di parlare anche di come hai operato la scelta delle persone che hai intervistato, che sono i protagonisti di questo film, e di qual è stata la tua esperienza di connessione e di relazione con loro. Cioè, come sei entrato in contatto con queste persone, come le hai scelte per mandare questo messaggio, in base a quale percorso? Beh, sai, il lavoro di ricerca in un film è sempre molto importante. E i 3 protagonisti ci ho messo tanto tempo per trovarli. Cioè, avevo in mente l'idea di trovare dei personaggi di questo tipo qui, però devono essere, come accennavo prima, diversi tra loro, con caratteristiche diverse. E insomma, dopo una lunga ricerca sono riuscito a identificare loro 3. Ne ho trovato anche altri che erano molto interessanti, però loro erano quelli che secondo me rappresentavano meglio quello che volevo raccontare. E l'esperienza con loro è stata bellissima, perché comunque ho vissuto con loro alcuni giorni ed è stato molto, molto emozionante e molto costruttivo. Ecco, c'è anche qualche osservazione più critica. Queste domande che io ti sto leggendo stanno venendo tutte dalla sala, quindi dai ragazzi che sono presenti oggi. E quindi qualcuno chiede se promuovere teorie pseudoscientifiche, alchimia, vibrazioni, eccetera, non possa anche avere dei rischi in termini educativi o in termini di trasmissione di contenuti non scientifici, non validati. Quindi da cosa deriva anche la scelta di intervistare persone che parlano questi linguaggi non riconosciuti ufficialmente o ai margini di quello che impariamo a scuola? Beh, ma il fatto che noi emaniamo un campo vibrazionale è riconosciuto da qualsiasi forma di scienza, quindi non mi sembra non scientifico. E l'alchimia non è una scienza, ma è, diciamo, qualcosa di cui si parla in tantissimi libri, che si può connettere alla filosofia, si può connettere alla psicologia. Se anche la Poli in qualche modo parla della trasformazione alchemica del dolore in gioia, no? Attraverso il lavoro su noi stessi. Infatti la Poli a un certo punto parla del fatto che quando una persona sta male, un buon psicanalista ti fa stare
lì dove tu non vuoi stare, ma perché lì c'è il grande potenziale ed è lì che poi trasformi il dolore in qualche altra cosa. Infatti è bellissimo quando lei in qualche modo parla di stato di gioia come uno stato dell'essere, cioè tu puoi essere nella gioia anche nei momenti di tristezza, che può sembrare un ossimoro, ma in realtà non lo è, ma per arrivarci devi fare in qualche modo un lavoro su te stesso che include magari all'inizio un grande dolore. Questo messaggio si connette con quello che ci hanno portato altri relatori che ti hanno preceduto ed è anche un messaggio educativo molto utile per il contenuto del nostro festival e che quindi parla agli educatori, perché spesso rischiamo di confondere lo stato di gioia con la ricerca della felicità immediata o con lo sforzo di sorridere nonostante tutto, eccetera. Ecco, invece il messaggio che tu mandi e che le persone che hai intervistato ci aiutano a comprendere è molto più profondo, cioè di rimanere connessi con noi stessi e anche con quei sentimenti o quelle emozioni che tenderemmo a considerare negative, che invece hanno una ragione di essere, che vanno accolte e conosciute profondamente. Questo è un messaggio che ci è stato portato ancora da altri relatori precedentemente al tuo intervento, come dicevo, e che la Poli ha sottolineato molto bene. Tra l'altro sarà ospite anche lei del nostro festival. Sì, sabato, perché molto spesso noi releghiamo, soprattutto in Occidente, per questo poi nel libro parlo anche e nella mia vita insomma ho sempre cercato di riscoprire i popoli ancestrali, perché le culture, l'Occidente ha la caratteristica di pensare, di essere convinto che il nostro è l'unico mondo possibile, mentre in realtà se uno riesce a guardarsi da fuori si rende conto che non è l'unico mondo possibile, ma che è anche quello che per certi aspetti ha dei grossi limiti, soprattutto nella costruzione dell'io, del percorso interiore. E lo dimostra il fatto che viviamo in questo gigante ossimoro, no? Siamo la cultura che ha più ricchezza, ma anche quella che è più dipendente da psicofarmaci e cose del genere. Quindi vuol dire che qualcosa non sta funzionando, probabilmente perché la ricerca della felicità è sempre demandata a qualcosa che c'è fuori. Ed è per questo che abbiamo anche, quando ho fatto questo film, dato il titolo Il sentiero della gioia, perché volevo in qualche modo raccontare che la gioia doveva essere un percorso che viene fatto dentro di noi un passo alla volta lungo il nostro cammino e che non deve dipendere dall'acquisto di una bella macchina o di qualcosa che c'è fuori. È un lavoro che va fatto interiormente, a prescindere da ciò che ci succede. Era questo il messaggio più importante che volevamo trasmettere. Mentre noi oggi, noi occidentali, connettiamo quasi sempre la gioia a ciò che c'è fuori. E questo secondo me è il più grande trabocchetto. Grazie. Si sta veramente animando la partecipazione non solo dei ragazzi in sala, ma anche delle persone che ci seguono da casa. Stiamo ricevendo moltissimi messaggi, commenti, domande. Molte persone si sono ingaggiate con questo argomento. Ti leggo un messaggio che ci è giunto, che è allo stesso tempo un commento e una domanda. Dice questa persona: bisognerebbe fare più film così in cui si parla di storie ed emozioni di persone autentiche. Mi chiedo però se veramente la felicità possa dipendere solo da noi, perché mi sembra un po' tradire la natura umana che ci vuole felici non da soli ma insieme a qualcuno. Il primo passo è sicuramente lavorare su noi stessi e sulle nostre reazioni a quello che ci succede, ma forse ci vuole un passo in più, cioè creare un sentimento collettivo di felicità, perché siamo felici solo se sono felici anche gli altri. E quindi agire non solo per la nostra felicità, ma anche per quella degli altri, in una visione più utopistica, saremmo più felici se anche tutti gli esseri umani lo fossero, anche tutti gli esseri viventi lo fossero, e quindi il pianeta stesso stesse meglio. Cioè questa persona dice: non vorrei che ci chiudessimo nella gabbia solitaria di essere felici da soli, di cercare una felicità autoreferenziale, e quindi chiede un commento su questo. Poi aggiunge un ringraziamento al festival e i complimenti ai relatori che parlano di argomenti così delicati e importanti. No, io sono d'accordo con l'amico che ci ha scritto, nel senso che allora, Rumi, un grandissimo poeta arabo, diceva: quando ero giovane volevo cambiare il mondo, ora che sono saggio voglio cambiare me stesso. Quindi secondo me il primo cambiamento per cambiare il mondo è cambiare noi e
iniziare un percorso di consapevolezza. Detto questo, però, diventa anche fondamentale farlo all'interno di una comunità, ed è questo l'altro dei grandi limiti dell'Occidente. L'Occidente vive solo nell'io, le culture ancestrali vivono del noi. Nel film Un altro mondo, che ho fatto nel 2014, in qualche modo raccontavamo il fatto che probabilmente una cultura nuova era quella dell'unione di queste due culture, cioè una cultura che si basa sul noi ma che si basa anche sull'io. L'io è la consapevolezza, il noi è la comunità, e ci deve essere assolutamente la riscoperta della comunità. Il problema è che anche le città, per come sono costruite, in realtà ci sono, che può sembrare uno ossimoro. Noi viviamo magari spesso in appartamenti con 30 famiglie, 40 famiglie, e uno si dà del lei dopo 30 anni che abita a contatto con queste persone. E questo non va bene perché bisogna ricostruire il noi, il senso di comunità. Certo, a proposito di questo, una domanda che volevamo farti proprio per il tuo lavoro di regista è anche come sei arrivato a questo film dopo le esperienze precedenti. In parte adesso l'hai citato, ma volevamo anche comprendere se questo lavoro sia l'esito di un percorso anche tuo personale. Sì, tutti i film che ho fatto, diciamo, ultimamente sono prima di tutto l'esigenza, la curiosità, siccome i film comunque nascono dalle mie idee, le mie idee nascono da cose che in quel momento mi incuriosiscono. Infatti alla prima domanda che mi ha fatto ho risposto prima in maniera un po' vaga perché erano più domande insieme, quindi sono stato un po' superficiale nel raccontartelo. Come è nato il film? Questo film è nato anche riapprofondendo delle cose che avevo in qualche modo accennato in altri film. Nel film Un altro mondo c'è Emilio Del Giudice, professore di fisica nucleare, che dice in un momento del film: il pensiero è un insieme di onde elettromagnetiche opportunamente correlate tra loro. E questa cosa a me ha sempre affascinato, perché comprendere che noi siamo dei magneti, emaniamo costantemente un campo vibrazionale e che la qualità di questo campo vibrazionale determina tutta una serie di cose, mi ha sempre affascinato. Nel film Choose Love, nel finale, c'era Bruce Lipton che parla di questo macchinario che è in grado di captare le onde cerebrali a 2-3 metri di distanza. Quindi ancora una volta, in qualche modo, la scienza che dimostra tutto questo. E sai, noi occidentali, per comprendere delle cose, abbiamo sempre bisogno della scienza. E questo poi in qualche modo è la nostra caratteristica, che per i popoli indigeni diventa un limite. Infatti una volta in Messico un indigeno mi disse: è che voi parlate troppo e sentite poco. Ma per sentire poco non intendeva che ero sordo, intendeva che ero incapace di percepire con i sensi. Noi percepiamo il 3% delle frequenze che esistono in natura. Ed è per questo che l'universo è composto dal 97% di energia oscura o materia oscura. È oscura perché è oscura a noi, non è che è oscura perché è nera, è oscura al nostro campo vibrazionale. In questo apparente invisibile, in realtà c'è un campo vibrante che noi non percepiamo. In quel campo vibrante ci sono anche il frutto delle nostre emozioni. Vi sarà successo a tutti di entrare in una stanza con 2 persone che si amano e percepire quell'amore. Lo stesso vi sarà successo di entrare in una stanza con 2 persone che non si amano, che si odiano, che litigano, e percepire quell'odio. Entri in una stanza dove c'è una riunione di condominio, percepisci un campo diverso in una stanza con persone che si amano. Ecco, in qualche modo quell'invisibile può contribuire a cambiare la nostra vita. Ecco, queste riflessioni mi hanno portato a approfondirle attraverso il film Il senso della gioia, che, come prima accennavo, doveva essere un film, diciamo, più legato al mondo della psicologia, della scienza, della filosofia, ma che poi è diventato quello che i ragazzi hanno visto e che spero che anche gli altri vedranno in altre occasioni. È un film dove ci sono anche delle testimonianze e che cerca di essere un contributo alla
al cammino della gioia di quante più persone possibili. Sì, un richiamo molto forte anche non solo alle cose da fare, questo è un po' il nostro intento anche di riportare molte delle cose che dicono i nostri relatori, i nostri ospiti, a dei messaggi per gli educatori. Quindi dicevo, non solo in questo lavoro che hai fatto e nelle testimonianze che abbiamo apprezzato, non ci sono tanto delle indicazioni di cose da fare, ma delle indicazioni di stati dell'essere, cioè di come lavorare su di noi per essere profondamente educatori, genitori, insegnanti e non fare gli educatori, i genitori e gli insegnanti. È molto potente il messaggio del tuo lavoro in questi termini proprio, forse ha a che fare anche con quello che stavi dicendo. Si percepisce la vibrazione di un insegnante quando entra in classe, non è solo una questione di indossare un sorriso, ma di sentirlo, questo sorriso, nell'approccio con i nostri studenti, altrettanto vale naturalmente per i genitori e via dicendo. Quindi questo messaggio arriva veramente in maniera molto, molto forte dal tuo lavoro. A proposito di scuola, c'è una persona che è colpita dall'esperienza di Andrea, che tu racconti, lui stesso si racconta nel documentario, si interroga sulla scuola, cioè su come anche la scuola possa recepire questo tipo di particolarità di alcuni ragazzi che magari hanno, nel caso di Andrea, chiaramente un deficit dovuto ad un trauma importante, ma che magari hanno poi delle caratteristiche differenti dagli altri con cui il sistema scolastico anche fatica a connettersi. Qui di fianco a me c'è la coordinatrice scolastica Michela Coan che annuiva. Hai qualcosa da commentare in proposito? Bah, sai, l'esperienza di Andrea è un'esperienza, io credo che anche lì è tutto molto soggettivo. Sicuramente Andrea ha avuto difficoltà a reinserirsi dopo quell'esperienza, ma anche lì dipende dalla scuola, dal percorso, dall'insegnante, da tanti fattori. Credo anche che in molte situazioni, e il vostro evento ne è un esempio, si stia cercando sempre di più di cambiare rotta e di creare sempre di più un mondo di inclusione. Grazie, l'ho citata la dottoressa Coan e adesso le passo anche la parola, quindi anche lei ha piacere di interagire con te con un commento o con una domanda. Sì, buongiorno Thomas, grazie del suo intervento e anche del film e del contenuto. Personalmente credo che quello che ha detto lei intanto mi ha colpito molto le parole che ha detto riguardo al dolore, no? Perché sono profondamente convinta che la gioia, lo stato di benessere, non possa prescindere da aver affrontato nella vita degli stati anche di dolore che sono propri dell'essere umano. E personalmente nella scuola trovo che, almeno nella mia esperienza, io sono coordinatrice di una scuola primaria e secondaria di primo grado. L'altro giorno in una classe stavamo colloquiando per preparare un intervento di un certo tipo e chiedendo ai ragazzi ma qual è diciamo, il tema che ti sta a cuore in questo momento. Lo stavano preparando per un laboratorio teatrale. 6 ragazze mi hanno detto tutte in maniera con sfumature diverse il tema del disagio, del non sentirsi all'altezza della situazione, del non sentirsi adeguati e del deludere le aspettative. Cioè io sono rimasta molto colpita da questo. Nello stesso tempo ho detto, se i ragazzi di questa età, già a questa età, hanno questo disagio interiore e noi non riusciamo ad aiutarli, a dare loro una certezza che invece la vita è importante ed è bello viverla e vale la pena viverla, credo che sia il messaggio più bello che un educatore, un insegnante può dare, non li stiamo aiutando. Nello stesso tempo, ricollegandomi a quello che diceva lei, no? Che bisogna pensare a unirsi, è vero, perché questo senso di inadeguatezza viene in qualche modo nel momento in cui tu pensi di essere isolato, no?
E l'isolamento è, credo, personalmente, ma non solo io, tanti filosofi lo stanno sostenendo, è quello a cui ci vogliono portare. La società del consumo porta a diventare tutte monadi, no? Cioè quindi tutti esseri separati. E quindi per questo è importante che la scuola lavori molto sull'importanza invece della società, comunità. Può essere una comunità famiglia, comunità scuola, comunità civile, ma il fatto proprio di aver bisogno gli uni degli altri, altrimenti non stai in piedi da solo non sei nessuno. Sei te stesso, ma hai bisogno dell'altro. E in questo senso credo che una cosa importante che dobbiamo fare è questa. L'amore di per sé, che deve muovere tutte le cose, no? Non può però essere un amore, come diceva lei, così superficiale, un atteggiamento in qualche modo esteriore, no? Nel momento in cui tu hai una persona davanti con la quale non sei d'accordo, e capita spesso a scuola che i ragazzi confliggano fra di loro o anche fra di noi docenti o noi con la classe, credo che sia importante far capire loro che è giusto che tu dica quello che sei, quello che pensi, ma puoi farlo rispettando gli altri. Il problema nostro oggi è che nel momento in cui io o il ragazzo si sente diverso, ma non solo perché è un ragazzino con disabilità o così, ma anche chi la pensa in modo diverso dagli altri, chi ha delle pulsioni diverse, in qualche modo non si sente accettato perché c'è un giudizio e invece bisogna superare il fatto che la scuola, che dobbiamo insegnare ai ragazzi a non giudicare, ma del fatto che tutti noi siamo diversi, ciascuno ha una sfumatura di pensiero diverso ed è proprio questa la ricchezza, no? Questa è un po' la difficoltà che dobbiamo affrontare ogni giorno nella scuola, ma credo che sia il fine, uno dei fini più importanti, insomma, che la scuola ha. Non so lei cosa ne pensa. Michela, sono totalmente d'accordo con lei in tutto ciò che ha detto. E per quanto riguarda l'inadeguatezza è veramente un tema assolutamente interessante e credo che questo sia dovuto a un eccesso uso di tecnologia da parte dei bambini, cosa che è oggi, mi permetto di usare un termine forte, un dramma sociale, al quale però anche noi genitori siamo totalmente impreparati, perché non abbiamo punti di riferimento. Cioè, per centinaia di anni i genitori hanno educato i propri figli con un riferimento culturale che era più o meno simile alla generazione precedente. Poteva esserci qualcosa di diverso, il televisore in bianco e nero, che aveva preso prima della radio, che poi è diventato un televisore a colori, che poi è diventato internet, ma quello che è successo negli ultimi 20 anni non si è mai visto nella storia. Ed è per questo che dico che noi non abbiamo riferimenti, perché stiamo improvvisando. Cosa è giusto e cosa è sbagliato? Levare un telefono a un ragazzo di 12 anni così diventa emarginato perché il diverso, darglielo però poi creare una situazione in cui ti senti inadeguato perché il tuo riferimento diventano i TikToker, diventano influencer. Ormai il sogno di qualsiasi ragazzo a quell'età è essere un influencer, è essere un TikToker, è avere fan. Ma avere fan, ci rendiamo conto che è proprio il più grande trappolone rispetto a quello che dicevamo prima. È la tua felicità vincolata a ciò che pensano gli altri di te. E quindi tutto fuori, cioè tu dentro non c'è niente. E quindi ti senti certo e ti senti adeguata. Se il tuo riferimento è quanti like hai o a essere sempre il più bello, il più in forma o il più figo possibile, cavolo, è una bella sfida, eh? E per questo oggi il lavoro interiore per i ragazzi diventa molto difficile, molto difficile. E non ho in realtà una soluzione sotto mano, per questo dico che queste generazioni saranno per certi aspetti le più difficili da educare, perché stiamo tutti quanti improvvisando, non abbiamo nessun punto di riferimento. Andiamo avanti in qualche modo cercando il buonsenso, ma anche i valori stessi. De André diceva bisogna storicizzare i valori, ed è vero, quello che per me era un valore
e mia figlia ha un valore diverso. Però cosa è giusto e sbagliato rispetto all'utilizzo di un telefono? Oggi come facciamo a saperlo? Sicuramente usarlo 12 ore al giorno è sbagliatissimo, però come fai a limitarlo se anche all'interno della scuola in qualche modo si utilizza il telefono per i compiti, per questa roba qui? Nietzsche diceva Dio è morto, e nel dirlo mai frase fu veritiera, soprattutto considerando questo momento, no? Lui si riferiva non a Dio come persona, ma a Dio come entità nella società. Se ci pensate, negli anni 50-60 le persone si vedevano fuori dalla chiesa, nella piazza, ci si scambiava qualche ora insieme, si parlava. Oggi dove si incontrano i giovani? O non si incontrano perché fanno le comitive su WhatsApp e neanche via più di uscire, o si incontrano al centro commerciale, che è la migliore delle ipotesi. Il centro commerciale è una nuova chiesa, e il centro commerciale cos'è? È il dio denaro. Quindi chi è il nuovo dio? E questa secondo me è la perdita di un sacco di valori, che però dobbiamo in qualche modo cercare di far ricostruire. E ecco, e io lo faccio attraverso il mio cinema. Poi ognuno deve farlo con gli strumenti che ha, ma sicuramente è fondamentale riuscire a far comprendere a questi ragazzi quanto è importante lavorare dentro e non fuori. Infatti il collegamento che volevo fare con quanto stavi dicendo era proprio questo, cioè tu pensi che anche il lavoro che hai fatto possa raggiungere i ragazzi, cioè ti capita di mostrare questo video come abbiamo fatto oggi ai ragazzi, alle scolaresche, questo riesce a sortire degli effetti, cioè riusciamo a connetterli con un modo di cercare se stessi più profondo? Sì, secondo me sì, perché i ragazzi, in realtà questa generazione è anche col fatto che è ipereducata, iperstimolata, per certi aspetti è anche molto più matura più velocemente della nostra generazione. Ci sono dei ragazzi di 12 anni che sono come paragonabili ai 15-16 anni della nostra generazione. Quindi sono anche molto svegli. Se hanno i giusti input, li possono veramente far loro. A me è successo in molte proiezioni fatte nelle scuole che ragazzi col film Un altro mondo, per esempio, è venuta una ragazza dopo la proiezione e dopo il dibattito, piangendo, mi ha detto: ti ringrazio perché io queste cose le sentivo dentro di me ma non sapevo con chi parlarne e pensavo di essere matta. Adesso so che non sono matta e so che quello che sentivo era reale. E ho fatto anche proiezioni di questo film ed è stato sempre un grande successo, anche perché questo film ha un linguaggio per certi aspetti più vicino ai giovani. Anche adesso non voglio spoilerarlo, però la parte finale del film è una cosa che i giovani sentono molto vicino a loro. E quindi spero che si organizzano quante più proiezioni possibili e che possa diventare uno strumento per far comprendere un po' di cose. Io lo dico sempre, se c'è un insegnante che vuole proiettarlo in una classe può farlo alla mia autorizzazione a vita. Allora ti ringraziamo anche per questo. Aggiungo un commento perché proprio questa mattina parlavo con un educatore, riflettevamo sul fatto che qualche volta il ruolo degli adulti e degli educatori è anche quello di dare forma e voce a quanto i ragazzi vivono. Ci interrogavamo proprio a proposito di una ragazzina che sta vivendo un momento difficile e all'errore che rischiamo di fare chiedendo a lei che cos'ha. Certamente dobbiamo ascoltare, dare spazio, ma certamente il nostro ruolo è anche quello di dare il nome a quello che i ragazzi vivono, cioè essere loro vicini e dare forma. E forse tu è appunto quello che stai facendo col cinema e questo è uno dei motivi per cui anche i giovanissimi si sentono toccati profondamente da quello che vedono. È vero che noi abbiamo la possibilità e la responsabilità di offrire loro delle opportunità per vedersi e per far vedere che li vediamo. Questo era un commento appunto legato al nostro lavoro di educatori. Anche la dottoressa Coan ha una domanda da porti. Più che una domanda volevo così condividere con lei questo pensiero, non so se lei è d'accordo. Io sostengo che questa società, oltre ad essere una società che è senza padri, a volte senza madri, cioè
priva dei ruoli genitoriali che un tempo erano più evidenti e più sicuri, è anche una società che spesso è senza maestri. Perché io credo che sia importante che gli adulti vedano con uno sguardo che è uno sguardo di amore ma di responsabilità il giovane. Non so se lei ha nella sua vita, nella sua esperienza trovato questo o se è d'accordo con questo tipo di visione, insomma, sulla necessità di ridiventare tutti noi adulti maestri nei confronti dei giovani. Assolutamente, assolutamente sì. Sai, questo era un po' anche il discorso che facevo prima. Prima i ruoli per assurdo erano più chiari. C'era il papà che lavorava, la madre che stava a casa e c'erano dei ruoli genitoriali molto chiari. Adesso anche questo si è un po' perso per questioni economiche e per questioni di emancipazione sacrosanta. La madre comincia a lavorare, ma il padre continua a lavorare e quindi comunque spesso si trovano delle famiglie in cui entrambi i genitori lavorano. Il lavoro oggi te lo porti a casa praticamente sempre e quindi sì, capita di fare i genitori quasi in eguità di tempo. E io vedo molto spesso con le mie figlie che capita che vanno a prendere i genitori, i bambini o i nonni o le tate o queste situazioni qua. Lo dico senza giudizio, ma era per confermare quello che lei diceva, cioè che si ha meno tempo per i figli. Hai citato in apertura del tuo intervento l'arte giapponese del kintsugi e qui c'è una persona collegata con noi che ti fa una domanda in proposito e ti chiede dalla tua esperienza delle persone che hai incontrato, quali sono secondo te i fattori che hanno rafforzato la loro identità e la loro interiorità? Cioè quali sono gli elementi che li hanno aiutati a sviluppare l'arte di valorizzare le loro cicatrici rendendole preziose e trasformare le difficoltà in opportunità. Cioè come si fa fuori di metafora l'arte del kintsugi nella nostra vita? Guarda, te lo racconto attraverso una storia. In Arizona hanno fatto un esperimento, nel deserto dell'Arizona. L'esperimento era quello di provare a vedere se riuscivano a piantare una foresta nel deserto. Per farlo hanno prima di tutto costruito delle mura che delimitavano questa foresta. Dopodiché hanno cominciato a piantare erba, cespugli, alberi. Hanno cominciato ad annaffiare i posti in cui avevano piantato queste cose. E negli anni ha cominciato a crescere, a germogliare ed era diventata una vera e propria foresta, quindi l'esperimento era in qualche modo funzionato. Gli scienziati erano felicissimi di questo perché hanno dimostrato che si poteva, seppur con grossi investimenti di acqua, far nascere il verde anche nel deserto. Che succede però dopo alcuni anni? Che gli alberi più belli, più maestosi, cominciano a cascare. Perché cascavano? Perché le mura che erano state costruite intorno a questa foresta non facevano passare il vento. E un albero senza vento non ha radici. E quindi casca. Questa storia a me ha molto colpito perché in qualche modo è una rappresentazione della nostra vita. Una persona senza problemi è una persona senza radici. Noi siamo quello che siamo grazie a ciò che abbiamo vissuto. Anch'io nel mio piccolo, se ho iniziato questo percorso cinematografico, perché prima del 2014 facevo sempre questo mestiere, ma facevo un altro tipo di documentari. E l'idea di fare film su questi temi è nata da un momento difficilissimo della mia vita. Quindi la comprensione che tutto ciò che ci succede per evolvere, per crescere, per diventare più forti, per mettere le radici, per stare in piedi, è la comprensione, secondo me, che ci permette di evolvere. E questo è quello che in qualche modo dobbiamo comprendere, che non esiste la perfezione. Se ci pensate, il simbolo più antico di questa dimensione è il Tao. E il Tao cos'è? L'armonia degli opposti.
Gli opposti sono tutto ciò che in qualche modo ci fa soffrire, che ci fa evolvere e che trasformiamo in opportunità se comprendiamo qual è il significato di questa vita, di questa dimensione. Abbiamo avuto una testimonianza meravigliosa di questo proprio nel primo incontro della prima giornata di questa edizione, perché si è collegato con noi da Nairobi Nicolò Govoni, che forse tu conoscerai, che ha raccontato ai ragazzi che erano presenti in sala come il suo rifiuto della scuola sia diventato una passione bruciante per la scuola, e quindi proprio a partire dal suo vulnus lui poi ha costruito quello che ha costruito in tutto il mondo. Quindi è veramente possibile che aiutiamo i nostri ragazzi a comprendere questo e che li accompagniamo in questo percorso. C'è in proposito anche il commento di una persona che ci segue a distanza, che valorizza proprio la scuola non come un luogo di giudizio parametrato, standardizzato in maniera uguale per tutti, ma proprio come un luogo per educare alla diversità come preziosità, e quindi credo che sia veramente un bel contributo che va nella direzione che stiamo coltivando oggi. Ci sono poi dei commenti di apprezzamento per il tuo intervento, leggo questo: complimenti per questo intervento molto interessante, come del resto quelli fatti ieri. Credo che anche per i ragazzi del Liceo di Scienze Umane questa sia un'ottima occasione di arricchimento, e quindi grazie. Sì, lo pensiamo anche noi, pensiamo che le persone anche molto giovani che studiano il modo per essere al servizio degli altri possano giovarsi di contributi come il tuo, sia per i tuoi lavori da regista che per il tuo intervento di oggi. Chiedo alla dottoressa Cohen se vuole concludere con un commento o con un saluto al nostro relatore di oggi, Thomas Torelli. Io auguro a Thomas di continuare nel suo sentiero della gioia, e grazie delle provocazioni, dei suggerimenti che ha dato. Siamo tutti nella stessa barca, per cui anche a scuola ogni giorno, insomma, è bene che ce lo ricordiamo. Grazie. Grazie a voi. Sì, grazie davvero, perché siamo tutti sulla stessa barca, è un bel messaggio che vogliamo condividere anche con tutte le altre persone che ci seguono, presenti in sala, come gli insegnanti che hanno accompagnato i ragazzi, ma anche connessi, quindi genitori, assistenti sociali, psicologi, moltissime persone che ci seguono. Siamo veramente dell'idea, come stiamo cercando di dimostrare anche in questo festival, che molte professionalità diverse, appassionate dal stesso fine, che è quello di fare del bene ai nostri bambini e ai nostri ragazzi, possono veramente collaborare insieme, componendo un mosaico che va a vantaggio delle nuove generazioni. Davvero grazie di essere stato con noi, davvero grazie per il tuo lavoro straordinario, che ha dato un impulso e uno stimolo meraviglioso al nostro festival. Speriamo che questo messaggio arrivi a più persone possibile, faremo in modo anche di diffonderlo, visto anche la generosità con cui metti a disposizione il tuo lavoro per altre classi, e quindi speriamo di contribuire a diffondere la conoscenza e a fare in modo che questo messaggio arrivi anche ai giovanissimi. Con questo, Thomas Torelli, ti ringraziamo e ti salutiamo. Speriamo però di avere altre occasioni future di collaborazione, di incontro con te, e quindi questo è anche un impegno che ci facciamo in chiusura di questo collegamento. E quindi veramente grazie e un caro saluto da Vittorio Veneto. Grazie a tutti voi, grazie Marco, grazie a tutto lo staff di Educhiamoci, e alla prossima. Grazie. Grazie Thomas. E quindi il Comune di Vittorio Veneto, l'Assessorato alle politiche scolastiche vi ringraziano di cuore per aver seguito questo incontro. Vi invitiamo ai prossimi appuntamenti, tutti gratuiti, che continuano in giornata alle ore 15 col dottor Gianni De Polo, che sarà qui presente in studio con noi, neuropsichiatra infantile e fisiatra. Alle 17:30 avremo Vittoria Maioli Sanese, psicologa e scrittrice, con Gino Soldera, psicologo e psicoterapeuta, e poi alle 20:30 Luigina Mortari, professionessa ordinaria di epistemologia della ricerca qualitativa presso la Scuola di Medicina dell'Università degli Studi di Verona. Quindi vi invitiamo veramente a continuare a partecipare, numerosi e attivi come vi state dimostrando, questo ci fa veramente un grande piacere. Vi invitiamo anche a seguire le altre rubriche del festival, alle ore 20 una storia con mamma e papà per i più piccoli, e in successione a questi incontri per i più piccoli anche la rubrica esperienze, nelle quali raccontiamo attraverso dei brevi documentari
i laboratori che abbiamo realizzato nelle scuole di Vittorio Veneto la settimana scorsa, proprio in concomitanza con il festival. Con questo è tutto per questa mattina, rimanete con noi www.educhiamocivittorioveneto.it. Buona continuazione di giornata. È quello che voglio avere. Se vuoi amore, devi essere amore. Nel 1996, a 17 anni, ho partecipato ai Giochi Olimpici di Atlanta. È stata un'esperienza indimenticabile, ogni tanto la vado a ripescare per avere gioia, per sentirmi felice. La persona felice è una persona sana, una persona che non è felice può andare incontro invece a delle malattie. I media sembrano così innocui, però in realtà hanno un potere enorme di direzionare le nostre energie e di farci fare delle scelte, un potere molto subdolo. Spesso le persone pensano ad arrendersi perché non conoscono il loro reale potenziale interiore. Le più grandi culture di ogni tempo ci stanno dicendo che abbiamo un grosso potere, di poter avere un impatto sulla realtà che va ben oltre quello razionale, dove la nostra osservazione influenza ciò che vediamo. Se io ho uno stato di frequenza di infelicità, di scontentezza o di frustrazione e mi trovo accanto a qualcuno che invece esprime una frequenza maggiore, immediatamente ci troviamo meglio. La fortuna che mi ha rivoluzionato la vita, mi ha cambiato la vita, è stato il primo viaggio che ho fatto in Africa, perché quando sono tornato da quel viaggio, come per magia, dopo settimane ricordavo i volti dei bambini con cui avevo giocato, le attività che avevo fatto. Ho detto no, mi è ritornata la memoria, non ci credo, è stato un miracolo, ho fatto del bene e ho avuto questo miracolo. Torno a scuola e di nuovo dimenticavo le cose. La gioia proviene dall'essere presenti interiormente. Tu potresti essere gioioso senza una ragione. Ha a che fare con l'idea che da qualche parte, dietro le nuvole, il sole continua a splendere. La gioia letteralmente può cambiare il mondo. Quando sei in quello stato emani una frequenza che è elevatissima. Viaggerà nell'etere per un tempo, non dico illimitato, ma quasi illimitato. Tutte le mattine inizio dicendo sono viva, ci sono, e poi indosso il mio sorriso. Quando arrivavano i medici per la visita quotidiana mi trovavano con il sorriso e loro erano stupiti, tanto che mi hanno mandato dalla psicologa come se fosse una cosa strana che potessi affrontare quei momenti in maniera positiva. Ho sempre avuto voglia al mattino di svegliarmi e di gioire di quelle che erano le piccole cose.